L'assemblea dei sindaci dei comuni soci dell'AICA si è riunita a seguito delle recenti dichiarazioni apparse sulla stampa in merito a presunte iniziative politiche volte a richiedere una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Consiglio di amministrazione. Ritiene pertanto doveroso intervenire per ristabilire chiarezza. L'Assemblea dell'AICA ribadisce pertanto la piena fiducia nell'operato della Presidente Danila Nobile, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto in una fase particolarmente complessa del territorio provinciale per il servizio idrico integrato. Si ribadisce inoltre la piena vicinanza al collega sindaco Vincenzo Corbo per l'impegno istituzionale profuso nella gestione di una fase delicata per la città di Canicattì, riconoscendo il senso di responsabilità e la collaborazione costante dimostrata con AICA e con le altre istituzioni coinvolte. In tale contesto, tentativi di strumentalizzazione politica o richieste di sfiducia avanzate al di fuori delle sedi istituzionali competenti non rappresentano la volontà dell'Assemblea dei sindaci, né riflettono la posizione dei soci comuni. L'Assemblea pertanto conferma la propria volontà di proseguire insieme alla Presidente del CDA Nobile e a tutte le istituzioni nel lavoro di riorganizzazione, rilancio del servizio idrico provinciale nell'interesse esclusivo delle comunità amministrate. La gestione del servizio idrico non può essere pertanto terreno di polemica politica, ma deve rimanere ambito di responsabilità istituzionale condivisa. I sindaci dei comuni soci ribadiscono pertanto il sostegno alla Presidente del CDA Nobile e al Sindaco Corbo, nella convinzione che il percorso intrapreso sia quello corretto per garantire stabilità, equità e futuro al servizio idrico del territorio.